Benvenuti dalla redazione TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. Il responsabile del 118 di Cosenza, Riccardo Borselli, lancia l'allarme: mancano i medici per il servizio di primo soccorso nella provincia più estesa della Calabria. Ha cercato di fuggire seminudo dal balcone ma è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato, finita la latitanza di Francesco Riitano, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti, il blitz Giardini Naxos. Estorsioni e controlli anche sul cimitero d'Allocri. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato 4 persone, sequestrata l'agenzia funebre. Camion con rimorchio bloccato sulla statale 107 a Rende, necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo, disagi alla circolazione. Grande attesa per Crotone Cosenza, il derby che apre la stagione delle due calabresi di Serie B, e corsa al biglietto in entrambe le città, il settore ospiti è sold out da lunedì. La tradizionale Messa dei Popoli, incontro di culture nell'ambito dell'estate internazionale del folklore a Castrovillari. Ancora benvenuti dalla redazione TG10, dunque la sanità in primo piano con l'allarme relativo alla carenza di personale del 118, i medici in particolare. Ci dice Riccardo Borselli, che è il responsabile della centrale operativa del 118 di Cosenza, che tanti, anche quelli formati di recente, scelgono poi altre strade proprio perché il lavoro è gravoso, la retribuzione non è congrua e soprattutto ci sono tanti precari anche da 10 anni. Sentiamo. L'allarme sul personale del 118 non è una novità, anzi, ma è una di quelle emergenze che si acuisce nel periodo estivo, aggravata dai turni per ferie. La CISL solleva il problema, puntando l'indice sulla programmazione del fabbisogno del personale, concetti condivisi dal responsabile del 118 di Cosenza, che spiega le ragioni di una situazione critica annunciata, che non potrà risolversi senza interventi che migliorino le condizioni lavorative e contrattuali del personale. Quest'allarme io personalmente l'avevo già dato oltre 1 anno e mezzo fa, cercando di trovare delle soluzioni. Il 90, forse anche il 95% dei medici del 118 calabrese che non sono dipendenti, sono convenzionati o a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma ci sono convenzionati a tempo indeterminato da oltre 10 anni, quindi gente che ovviamente non si sente stabilizzata, quindi ha un contratto completamente diverso, non ha ferie, sicuramente penalizzata da questo punto di vista, penalizzata a fronte di un lavoro particolarmente gravoso, nel senso che loro lavorano in qualsiasi condizioni di tempo, con la neve, con la pioggia, col caldo, e questo ovviamente sono medici che dovrebbero essere retribuiti. E quindi la prima cosa, a mio avviso, e quindi concordo con quelli della CISL, debbono essere passati alla dipendenza. Non so come, in molte altre regioni questo è stato fatto e dovrebbe essere fatto anche in Calabria per dare anche un futuro a questi medici. Perché? Perché ovviamente, vedendo le condizioni con cui operano attualmente i medici in Calabria, nessuno, anche i nuovi che stiamo formando, non hanno nessuna intenzione di venire a lavorare nei servizi d'emergenza, quindi né al 118 e né anche ai pronti soccorsi alla fin fine, perché abbiamo una carenza anche a livello di pronto soccorso. La cronaca adesso: ha cercato di fuggire seminudo buttandosi dal balcone ma è stato bloccato dai carabinieri che l'hanno arrestato, finita la latitanza di Francesco Riitano, ricercato per traffico internazionale di stupefacenti, il blitz è avvenuto a Giardini Naxos in Sicilia. Le auto dei carabinieri ieri sera nelle strade delle vacanze a Giardini Naxos, il blitz in un appartamento della nota località siciliana e l'arresto di Francesco Riitano, ritenuto esponente di spicco del clan Gallace di Guardavalle nel Catanzarese. Il 39enne si trovava in vacanza con i familiari. Al momento dell'irruzione dei militari ha tentato la fuga saltando seminudo dal balcone, ma è stato bloccato. Riitano aveva con sé carta d'identità, patente, passaporto italiano falsificati, denaro contante e telefoni cellulari. L'uomo, considerato dagli inquirenti un broker della droga, il suo ruolo strategico nell'importazione di carichi di cocaina, business milionario per i clan, era ricercato per traffico internazionale di stupefacenti e destinatario di un provvedimento cautelare emesso su richiesta della Procura distrettuale di Milano. Da tempo il comando provinciale dei
carabinieri di Catanzaro, insieme allo squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia e agli specialisti del ROS, avevano avviato indagini capillari tra Calabria e Lombardia al fine di catturarlo, operazioni coordinate dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto e dal sostituto procuratore Deborah Rizza. La svolta che ha portato alla sua cattura è arrivata nelle ultime settimane, quando si è avuta conferma della presenza di Ritano in Sicilia. Le operazioni di localizzazione del latitante si sono protratte per giorni, con l'impiego di sofisticate attrezzature che hanno permesso di sorprendere il 39enne mentre era a tavola con la famiglia nella casa affittata per trascorrere le vacanze. Dopo 2 anni di ricerche, dunque, finita la latitanza di Francesco Ritano, detto Cicciariello Andreacchio, le indagini proseguono per individuare i fiancheggiatori dell'uomo. Estorsioni e controlli anche sul cimitero a Locri. Carabinieri e Guardia di Finanza hanno arrestato 4 persone, è stata sequestrata anche un'agenzia funebre. Il cimitero di Locri era cosa loro, nuovo colpo al clan Cordì, 4 arresti e il sequestro di un'agenzia funebre nell'operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. In manette sono finiti Giuseppe Ripepi, 43 anni, e Bruno Zucco, di 51, attualmente detenuto. I finanzieri hanno arrestato Vincenzo Cordì, 62 anni, ritenuto il boss dell'omonima cosca, e Fabio Modafferi, 41 anni. Una quinta persona risulta irreperibile. Alle persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi vengono contestati a vario titolo i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamenti, illecita concorrenza con minaccia e violenza, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, con l'aggravante di aver agito per favorire gli interessi della cosca di 'ndrangheta Cordì. L'operazione di oggi si collega alle operazioni Riscatto dei Carabinieri e 1001 notte della Guardia di Finanza, eseguita il 2 agosto scorso a conclusione delle indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. Le indagini hanno accertato l'asfissiante, così lo hanno definito gli investigatori, controllo del territorio da parte del clan, attività commerciali e perfino lo spostamento delle salme al Camposanto rispondeva alle direttive precise della cosca. Verifiche anche di natura tecnica avviate dalle Fiamme Gialle hanno permesso di ricostruire la struttura del locale di 'ndrangheta di Locri, riconducibile, secondo gli inquirenti, alla famiglia Cordì, e di svelare un paese quasi sorvegliato attraverso la forza intimidatrice di una fitta rete di associati e affiliati. Il potere mafioso, secondo gli inquirenti, si esplicava anche seguendo i dettami di un antico retaggio in cui il boss era chiamato a dirimere le controversie personali ed economiche. I provvedimenti di oggi riguardano anche un sequestro di beni nei confronti di 15 persone appartenenti o contigue alla cosca, emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della DDA Regina. Altre notizie, altri fatti di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo. Disagi al traffico questa mattina sulla strada statale 107 in contrada Cutura Rende, dove un camion con rimorchio è rimasto bloccato creando problemi alla circolazione. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento della città del Campagnano, che hanno provveduto alla rimozione del mezzo ripristinando la viabilità sulla strada. Sul posto anche la polizia e l'ANAS. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso questa mattina a Pianecrati, nel Cosentino. Un 70enne è rimasto ferito in un incidente sul lavoro. L'uomo era su un'impalcatura e stava eseguendo dei lavori di manutenzione alla sua abitazione. L'anziano ricoverato all'Annunziata di Cosenza in prognosi riservata. 5 ettari di macchia mediterranea sequestrati e 2 persone denunciate per lavori abusivi. L'operazione dei Carabinieri Forestali di Rossano, che nel comune di Paludi hanno accertato l'estirpazione di una vasta area boschiva senza alcuna autorizzazione paesaggistica. Nascondeva in casa una pistola e diverse munizioni. I carabinieri della compagnia di Tropea hanno arrestato e posto ai domiciliari a San Calogero un 60enne con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni. L'arma e le munizioni sono state sequestrate.
aveva realizzato un allaccio abusivo ad una cassetta Enel. Il titolare di uno stabilimento balneare è stato arrestato dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri Forestali a Marina di San Lorenzo. I militari hanno sequestrato ombrelloni e sdraio che occupavano abusivamente un arenile di oltre 1500 metri quadri su cui erano stati realizzati fabbricati destinati ad uso commerciale, tutto realizzato in assenza di concessioni. Ci spostiamo a Ionadi, nel Vibonese, dove la protezione civile, nell'ambito delle attività previste dal Ministero, ha avviato le attività del campo scuola ospitando 30 studenti. Vediamo. Anche quest'anno e per il terzo anno si terrà nel Vibonese il campo scuola di protezione civile nell'ambito del progetto promosso dal Dipartimento Nazionale denominato Anch'io sono la protezione civile. Faremo 7 giorni presso il campo sportivo di Nao. Partiremo ufficialmente il giorno 26, abbiamo 30 ragazzi anche quest'anno, insieme chiaramente a tutte le strutture operative che partecipano, che senz'altro conoscerete. E la cosa positiva è che quest'anno, ci tengo a ribadirlo, che è il primo anno in cui alcuni dei ragazzi che hanno partecipato negli anni precedenti, da fruitori del servizio, sono diventati adesso attori, anch'essi sono diventati, 2 di loro in particolare, sono diventati animatori dei ragazzi che quest'anno frequenteranno il campo. Quindi abbiamo dato una svolta, un passaggio in più, un gradino in più, sull'aspetto formativo. Il programma del campo scuola, che inizierà il 26 agosto grazie all'impegno del gruppo Augustus di Vibo Valentia, è stato illustrato nel corso di un incontro presente alcune delle istituzioni che saranno parte attiva della scuola, come Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Soccorso Alpino, che punta al diretto coinvolgimento delle giovani generazioni in attività sia formative che di carattere pratico. Siamo orgogliosi veramente di ospitare questa prima sessione di campo di protezione civile e speriamo che non sia la prima e l'unica, che ce ne sia una lunga serie, perché sono veramente operazioni di cultura dove si investe nella formazione dei giovani verso quel futuro che necessariamente richiede conoscenze, dedizione e veramente quello spirito di compartecipazione verso i valori sani della società. E questo è esempio di operazioni veramente concrete che nel momento dell'emergenza si è veramente in grado di poterle affrontare. Non è casuale la scelta di fare questo campo scuola a Ionadi, comune in verità tra i pochi, che già ha predisposto il proprio piano di protezione civile. Noi abbiamo già al mio insediamento, subito nell'immediatezza, abbiamo redatto l'aggiornamento al piano di protezione civile e abbiamo anche divulgato il piano di protezione civile, cercando di fare sensibilizzazione sulla cittadinanza affinché la cittadinanza possa comportarsi da cittadinanza attiva. La tradizionale Messa dei Popoli, un incontro di cultura nell'ambito dell'estate internazionale del folklore a Castrovillari. I popoli rappresentati a Castrovillari compongono simbolicamente un mosaico che si incastona in un sud, porta principale del Mediterraneo. Speranze e desideri che transitano come un nuovo esodo di uomini e donne che attraverso danze e canti sognano in un mondo più giusto, un mondo di pace, in un momento in cui divisioni e conflitti si impongono purtroppo ai nostri cuori pesanti. Osiamo gridare non più guerra ma pace, che è un dono prezioso che va promosso e custodito, come avviene durante questi giorni a Castrovillari, che diventa l'ombelico del mondo. Essere diversi dal punto di vista dell'appartenenza etnica non è un problema, come qualcuno sostiene, ma è una risorsa. Il meticciato è una sfida di civiltà, la conviltà delle differenze, essendo una democrazia responsabile e matura. Il vescovo è per l'inclusione, il vescovo ritiene che di dove ci sono persone diverse si può costruire veramente la città dell'amore. Questa mattina abbiamo celebrato veramente una messa cattolica universale e questa mattina andiamo tutti via consapevoli che la sfida si chiama "La pace dipende da me e da te". Durante la Messa della Pace i gruppi partecipanti alla 34esima estate internazionale del folklore del Parco del Pollino, provenienti da Argentina, Bolivia, Botswana, Brasile, Cina, Perù, Sudafrica e naturalmente Italia, con il gruppo ospitante la Kermesse, città di Castrovillari, hanno letto nella propria lingua un messaggio di pace, consegnando poi durante l'offertorio doni della propria terra. Pace sottolineata prima della Santa Messa dalla coperta del Buon Cammino, a cura delle donne della Valle del Noce, del salotto letterario Donata Doni, Mistica Calabria, e dal gruppo Pacchiane del Santuario della Madonna del Castello. La lana riciclata e nuova è stata trasformata in un simbolico filo
modo capace di legare i paesi e le persone, per sottolineare l'impegno a promuovere la pace e per comunicare il calore della solidarietà. Attraverso una coperta costruita mattonella su mattonella da tantissime donne, più di 100 donne e 200 mani che si sono messe a lavorare per costruire una lunghissima coperta di lana per rappresentare la pace. Un percorso fatto contro ogni forma di violenza, contro ogni tragedia che vede coinvolte donne e bambini vittime dell'odio. E adesso il calcio con la grande attesa sia a Cosenza che a Crotone per il derby che si giocherà allo Scida a partire dalle 18 sabato prossimo, un derby che apre la stagione delle due calabresi, corsa al biglietto, settore ospiti sold out già da lunedì dopo poche ore dall'apertura, grande voglia di vincere, naturalmente noi abbiamo sentito tifosi, sostenitori sia a Cosenza che a Crotone, naturalmente tutti vogliono passare una giornata di sport festosa. -2 a Crotone Cosenza, derby e inizio del cammino in campionato per le calabresi di Serie B. Il sorteggio dei calendari ha messo subito di fronte le due rossoblù che già nella scorsa stagione hanno dato vita a sfide ad alta tensione. Anche quest'anno si parte con obiettivi diversi. Il precampionato ha regalato soddisfazioni alla squadra di Stroppa e mostrato un Cosenza alla ricerca di un'identità precisa, ma il campo, come al solito, darà il verdetto definitivo sui primi 90 minuti. La certezza è che ci sarà un grande pubblico allo Scida. All'attesa per l'esordio si è aggiunta la curiosità per il confronto tra corregionali. La caccia al biglietto è scattata lunedì mattina sia a Cosenza che a Crotone. I tagliandi disponibili per il settore ospiti sono terminati in pochissimo tempo. Da lunedì è andata benissimo, è iniziata la prevendita la mattina verso le 10, poche ore, 5-6 ore sono finiti tutti i settori di curva e settore ospiti. Poi successivamente, finiti questi settori qui, abbiamo avuto richiesta su altri settori, su tribuna VIP, tribuna laterale, tribuna numerata e stiamo continuando a vendere su altri settori dello stadio. Comunque è andata benissimo, noi abbiamo venduto circa 700 biglietti soltanto in questo punto vendita, dovremmo continuare a venderne, quindi arriveremo solo in questo punto vendita quasi 1000 biglietti. Voglia di vincere da entrambe le parti per iniziare bene la stagione, ma soprattutto desiderio di vivere una giornata di sport seguendo la propria squadra del cuore. Stiamo aspettando, stiamo trepidando, come si suol dire, per questa prima partita. È capitato il derby, spero la squadra sia pronta come siamo pronti noi. Senta, ha avuto difficoltà a trovare il biglietto per Crotone? No, fortunatamente no, io mi sono collegato online e col sito Ticket One ho riuscito a fare tranquillamente il biglietto. A Crotone presenti. Già fatto il biglietto? Già fatto il biglietto, con la speranza di portare 3 punti. Noi siamo tifosi, quindi noi non possiamo fare altro che l'abbonamento e seguire la squadra, poi tutto il resto, quello che viene, viene, quello che non viene, pazienza. Speriamo che porti bene come prima partita, ma che sia di buon auspicio visto che è la prima di campionato, anche se di solito alle prime di campionato noi facciamo sempre delle magre figure, ma va bene così. Sarà credo una bella partita e mi auguro che il Crotone possa fare un campionato all'altezza delle tradizioni e soprattutto che magari piano piano possa ripetere il miracolo di qualche anno fa. Nessuno vuole perdersi lo spettacolo, non saranno certo 100 chilometri a fermare la passione dei tifosi, anche quelli più anziani che di derby ne hanno visti tanti. 2,49 ne hai visto abbastanza, campanine, marmirole, ne hai visto abbastanza, proprio hai perso la capa. O Cosenza per me lo tengo qua, o Cosenza è nel cuore, forza lupe sempre. Spostiamoci a Civita dove è stato inaugurato murales nell'ambito della nona edizione della Calabria Teatro Festival. Cala il sipario sulla nona edizione del Calabria Teatro Festival, evento organizzato dall'Associazione Culturale Corea 2000 per la direzione artistica di Rosi Parrotta e quella organizzativa di Angela Miceli, che quest'anno si è spostato nello splendido scenario di uno dei borghi più belli d'Italia, bandiera arancione, Civita, per essere vicini a questa comunità che ha bisogno di rialzarsi dopo la ferita dell'agosto dello scorso anno, in punta di piedi, nel ricordo delle vittime, nel rispetto e cordoglio dei familiari. Il saluto del festival alla comunità di Civita, la consegna di un'opera d'arte murale realizzata da Peter Vento sulla facciata esterna in contrada Laxa nei pressi delle Gole del Raganello, con la bellissima frase che Nicola Sacco, operaio in un calzaturificio giustiziato sulla sedia elettrica in America, volle dedicare a suo figlio Dante. Non dimenticarti giammai, Dante, ogni qualvolta nella vita sarai felice, di non essere egoista, dividi sempre le tue gioie con quelli più infelici
amici, più poveri e più deboli di te, e non essere mai sordo verso coloro che domandano soccorso. E siccome il tema era genitori e figli, ho pensato di usare una sua frase che, come se la dedicassi ai nostri figli, ai nostri nipoti di queste terre. Dall'altro lato c'è questa visione di una famiglia contadina che guarda verso le montagne, nelle montagne c'è un cuore e dal quale sgorga il fiume che fluisce. È stata una bellissima esperienza, abbiamo trovato disponibilità, ospitalità, e colgo l'occasione per ringraziare non solo l'amministrazione comunale, che veramente ci ha dato un supporto notevole, ma anche tutta la comunità. Ci ha fatto sentire a casa, e quando ti senti a casa ci lasci il cuore. Siamo davvero contenti e soddisfatti, il lavoro svolto in tutti questi mesi è sicuramente stato premiato. Non dimentichiamo però che abbiamo ancora l'appuntamento di ottobre con il Festival dei Corti Teatrali. Per quanto riguarda le serate qui a Civita, noi soddisfatti sicuramente. Tanta energia, abbiamo avuto l'occasione di confrontarci con un pubblico davvero mondiale che veniva da ogni dove, tanti gli apprezzamenti e tanta quindi la voglia di crescere, la voglia di andare ancora oltre. Di reinventarci sempre. Stesso le previsioni del tempo per le prossime ore, vediamo. L'anticiclone alimentato da aria calda di origine africana sarà insidiato da una debole infiltrazione di aria più fredda in alta quota che apporterà diffusa instabilità sull'Italia centrale e settentrionale, mentre sulla Calabria si limiterà a provocare solo qualche fenomeno instabile più consistente sui monti durante le ore pomeridiane tra sabato e l'inizio della settimana prossima, in un contesto comunque sempre caldo. Oggi, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso. Durante le ore centrali aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montuose, con possibilità di qualche rovescio e isolato temporale su Sila, Serre Vibonesi e Aspromonte. Tali fenomeni, comunque, si esauriranno rapidamente nel pomeriggio. Temperature stazionarie su valori leggermente sopra la media del periodo. Domani, cielo inizialmente poco nuvoloso, dal tardo mattino si formeranno nubi cumuliformi su aree montuose con possibilità di isolati rovesci su catena costiera cosentina, Vibonese e versanti tirrenici di Serre Vibonesi e Aspromonte, fenomeni che, come di consueto, tenderanno a esaurirsi velocemente. Temperature stazionarie. Oggi, mari ovunque quasi calmi o poco mossi, venti ancora deboli mediamente da nord-ovest sul Tirreno con attivazione di brezze di terra durante le ore di buio, sullo Ionio invece ventilazione debole dai quadranti orientali. Domani, mari quasi calmi o poco mossi, venti deboli di direzione variabile ovunque, da segnalare che sullo Ionio Crotonese e al largo su tutto il resto dello Ionio, nella notte al primo mattino, i venti soffieranno dai quadranti settentrionali moderati. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci.